Almeno 50 vittime accertate, quasi 70 dispersi, città completamente sott'acqua, una furia che ha distrutto strade e ponti. È il bilancio provvisorio della devastante ondata di maltempo che ha colpito lo stato del Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile. Piogge torrenziali che non hanno risparmiato nemmeno la capitale, Porto Alegre, e città più defilate dell'entroterra come Garibaldi e Jacutinga, città gemellate con Conegliano e Pederoba e casa di moltissimi trevigiani. Estejam prontos para, quando necessário. Siamo al lavoro con le squadre di soccorso, i cittadini sono stati allertati, in caso di pericolo imminente dovranno lasciare le loro case, racconta il sindaco in un video diffuso via social. Noi siamo gemellati da 15 anni con la città di Jacutinga, un paese che sostanzialmente è abitata da trevigiani, di conseguenza il nostro rapporto è diventato proprio stretto. Sono stati colpiti anche loro da questo tragico evento meteorologico che ha colpito non solo l'agricoltura ma anche le strade e le abitazioni. A Jacutinga i danni si concentrano nelle condizioni delle strade e dei raccolti. Le vie cittadine e i ponti sono in continuo monitoraggio per la paura che possano cedere. Poche case sono state allagate e non ci sono perdite umane, ma i fondi comunali non permettono di aiutare tutte le persone in difficoltà. Da Pederoba a Conegliano è scattata la macchina della solidarietà per le comunità colpite. Ci stiamo preparando con i sindaci del territorio per dare una risposta concreta a tutti voi e alle vostre famiglie. Un grande saluto, un grande abbraccio a tutti voi, perché il cuore della Regione Veneto e della città di Conegliano batte accanto a voi. Sono in contatto costante con il sindaco Carlos Alberto Bordin, il quale mi sta aggiornando di giorno in giorno appunto la situazione che è tragica. Nei prossimi giorni apriremo un conto corrente dove chi vuole può fare una donazione, come lo faremo noi come amministrazione, per girarlo appunto alla comunità di Jacutinga.